ritroviamo su un nuovo video in un gioco che si chiama Tapo Tycoon, con un pazzoide che cerca i soldi che vengono in aria, vedete? Questo qua che fa l'Olimpiadi del salto in alto vince subito. Su questo proprio non ci sono cose sbagliate. Insomma, vabbè, sto pazzoide quindi deve prendere i soldi che vola in aria e quindi poi viene una scimmia, cos'è un bambino? Ma cosa cacchio è? Un bambino. Allora, 2000, vabbè, sto bimbo cos'è? Ti ho rubato una banca, 2000 euro. Ma che è? Allora, se io potenzio questo. Quindi la discoteca mi dà dei soldi, pum 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 pum. Allora, dato che sto pazzoide prende i soldi in aria, scrivete nei commenti se anche a voi vi capita ogni giorno di prendere dei soldi che volano in aria, perché perché anche a me ogni giorno, cioè io vado fuori di casa, che bella giornata, prendiamo questi soldi, poi mi li uso e dicono, mamma guarda, ho trovato dei soldi in aria. E allora poi diventiamo ricchi, e poi viene un bambino che c'è giù, che ti dà 5.000 euro al giorno, così vivremo per non so per quanti cosi, boh, non lo so. E comunque sto pazzoide, cioè, poi dove cacchio le usi sti soldi? Le butti nel gabinetto? Ciccio? Ma poi secondo me doveva mettere un povero, non uno che sembra Hitman con i capelli. 007, cioè, se prende dei soldi ed è felice, vabbè, anch'io se prendo dei soldi sono felice, però, cioè, guerra al via tra due, dan- due, ma che cavolo, cos'è? Patrimonio netto. Che l'ho studiati, però, cioè, così tante cose in un gioco, anche se non lo mettete, non è che cambia, cioè, lo scrivo io. Ma cos'è? Ma sto soldo ha fatto flip, questo qua, dove sto cliccando. E poi... mi ha preso il soldo. Ok. Sto pezzo di qua, ma... quindi ne prende... se io voglio così. Se faccio così... Abbiamo capito che in questo gioco non esiste la fisica, perché se riesci a saltare come non so cosa da non so cosa, ok. Prima mi sembrava Jason, ora ho visto una ragazza pazzoide che usa un coso per sparare l'aria e lancia un... È tutto normale questo gioco. Tocco automatico. Tempo di ricarica 15 minuti. Che pazzoide sto gioco, Che ha creato un cretino, Io scusate chi l'ha creato, ma hai dei problemi grossi. No, ma non di grossi, grossissimi. Perché non puoi andare lì. Oh, guardate, bimbi, ho creato un gioco da dementi che lanci soldi in aria. Da bambini, dai, venite a usarlo. Non è tanto normale questo gioco, però per questo video noi abbiamo finito perché sennò poi dura troppo. E niente, al prossimo video.